Concerto World Stage di sabato sera, Marco Mengoni. Allora, di Marco esce tra l'altro dopodomani un nuovo singolo che si chiama Ti ho voluto bene veramente. Insomma, e te l'ho voluto perché hai dato a me questo bel fardello di aprire. No, non mi sento tanto un headliner. Non sei neanche quello che apre, sei uno degli headliner. Uno degli headliner, sì. ma comunque sarei anche felicissimo di essere la spalla di un gruppo che ha accompagnato la mia gioventù, anche se forse il disco che io preferisco dei Van Duran è Notorious, che forse è uscito intorno all'86. Dai, dopo Rio, quindi 86. Io sono nato nell'88, quindi me li sono portati comunque nella mia gioventù, e quindi per me è abbastanza eccitante, emozionante, anche un po' paura, perché comunque è un po' strano, cioè comunque vai a rappresentare un po' la tua nazione, vai a rappresentare l'Italia, vai a rappresentare una città che vive, come dicevate prima, di settimane di qualsiasi cosa e non vive di settimane di emozione e quindi di musica, e quindi per me è abbastanza tipo emozionante comunque rappresentare questo su quel palco lì, su World Stage, così. Quindi sicuramente ringrazio MTV, ringrazio te come professionista, ma anche come amico e come compagno di serate tipo in giro per tutta Milano. Ringrazio ovviamente Milano, che è la città che mi sta ospitando e mi ha un po' adottato, perché abito qui da 3 anni e vedo sempre settimane di moda, settimane di tutto, e questa è la settimana nostra, se posso. Sì, mi ci metto in mezzo. Assolutamente. È la settimana della musica, che bello. Sono veramente contentissimo. Come ti ho detto prima, in questi casi si dice un po', però in realtà è vero, ti abbiamo fortemente voluto, nel senso che era il momento giusto, e devo dire che è da un anno che ci lavoriamo, l'abbiamo già detto prima, però quest'estate a un certo punto Marco ed io ci siamo incontrati al concerto di Lauryn Hill a Lucca, e io in quel momento ho avuto un flash, ho detto secondo me l'artista giusto per il nostro concerto di Lauryn Hill. è lui. È Lauryn Hill. No, ma metterò una bella parrucca. Da lì ho cominciato a lavorarci davvero, quindi insomma, grazie di aver accettato. No, grazie mille, anche perché comunque la nostra amicizia, la mia amicizia con MTV va avanti da un bel po' di anni, ho un bel po' di premi a casa, e ogni mattina mi ricordo di questo perché mi alzo e vedo quella molla, quella M attaccata sul mondo. E penso che potresti averne un altro, perché lui, come dicevamo prima, è ancora in lizza per il premio Best Italian Act. Beh, per me il premio più bello è ovviamente salire sul palco a fianco di 2 artisti internazionali così e rappresentare l'Italia. Siamo in chiusura, ovviamente ci sarà spazio per le domande che volete fare a Mengoni, a noi. Devo dire che ancora una volta ringrazio moltissimo da parte di tutta l'amministrazione comunale, Viacom e MTV, per aver fatto crescere con questa idea di ospitare qui appunto gli EMA Awards e la Music Week nella nostra città. Ha fatto crescere moltissimo la reputazione della città di Milano, anche a livello internazionale, quello che credo una cosa di cui dobbiamo essere grati. Inoltre io ringrazio personalmente, questo è un atto privato, perché la mia reputazione in confronti di mia figlia cresce con la fotografia che ho fatto di fianco a Mengoni. Lui non lo sa, ma i miei titoli si sono rialzati in casa grazie a lui. Facciamo tipo così, ma qui ci non guarda più. Sono amicissimo di tuo padre. Mimì e Cocò. E l'altra cosa che vorrei dire è che ciò che hanno lanciato Castellari e De Gennaro, come si può dire,